Amarone classico della Valpolicella, collezione Pruvignano della vendemmia 2015. Pruvignano è il vecchio nome della vallata di Marano, di cui è originario questo vino. Infatti fino al XII secolo il nome di questa vallata era Pruvignanensis o Pruvignano, un terreno di origine vulcanica nella parte più alta, e il nome caratteristico locale lo chiamiamo Toar. Sono terreni che danno una grande longevità a questi vini, una grande eleganza. I vigneti sono posizionati a un'altitudine dai 200 ai 300 metri, l'altitudine ideale per la coltivazione delle uve nella Valpolicella classica, la vendemmia 2015. Una delle migliori degli ultimi 30 anni, l'abbiamo definita nella nostra cantina, perché per il suo grande equilibrio. Partita leggermente in ritardo per l'annata 2014 piuttosto piovosa, ma che ha dato grandi riserve idriche per poter sopperire alla scarsità d'acqua che questa vendemmia durante tutto l'arco temporale è riuscito a dare. Però piogge molto regolari, costanti, hanno permesso alla vite di avere sempre la determinata quantità necessaria di acqua per portare a maturazione le uve a settembre, nella prima settimana di settembre, quindi con grande anticipo, in perfette condizioni di grado zuccherino molto elevata, ma soprattutto una componente fenolica di colore che ha caratterizzato questi vini. Queste uve vengono raccolte in cassette di plastica da 5-6 kg, lasciate appassire da settembre sino a dicembre. Abbiamo pigiato molto prima perché la vendemmia è stata anche molto più precoce. In questi 90 giorni avvengono dei fenomeni di carattere fisico, quindi l'uva perde acqua, ma anche dei fenomeni di carattere biochimico, quindi si trasformano, le botrytis diventano nobili e quindi consumano gli zuccheri, producono glicerina, delle sostanze di carattere aromatico che danno questa unicità caratteristica di questo vino. E dopo una fermentazione in serbatoi di acciaio che è durata sino a metà febbraio, se ne ottiene questo grande vino dopo un affinamento di almeno 36 mesi in grandi botti di Rovere di Slavonia. Un vino con caratteristiche anzitutto visive di grande intensità, molte volte impenetrabile, un bel rosso rubino intenso con leggere note granate, un bouquet con note di noce moscata, di cacao, di tabacco, di cuoio. Al palato entra con grande morbidezza, un grande volume, una dolcezza derivata proprio dalle caratteristiche organolettiche di questo vino che lo fa abbinare perfettamente a carni alla brace, formaggi stagionati e comunque un vino da conversazione, da fine pasto. Amarone classico della Valpolicella, vendemmia 2015, collezione Pruvignano, un vino dalla grande longevità.